Buon pomeriggio da Vigna di Narni, un paesino a metà strada fra Roma e Perugia. Un tempo stazione di sosta e cambio cavalli fra Roma e il Granducato di Spoleto. Nasce forse qui l'amore, la passione per il cavallo che ha trovato la sua espressione migliore in questo concorso ippico giunto alla 6ª edizione. Oggi vogliamo proporvi le immagini della categoria F, la penultima prova di questo concorso ippico, una speciale contro il tempo. Nel campo di gara Federico Menghi con Bubus, attualmente al comando una ragazza, Eleonora Benedetti con le Kid, ma seguiamo questo percorso, poi parleremo di questa ragazza. Intanto accanto a noi per commentare queste immagini abbiamo il dottor Andrea Marini Agostini, ispettore della FISE della Federazione, e Simone Sed, freschissimo vice campione italiano a Cesano. Con loro parleremo tra un attimo, intanto seguiamo il percorso. 16. Ogni ostacolo superato dà diritto a 2 punti, se invece viene commesso errore il punto è uno solo. Vince chi ottiene il maggior numero di punti nel tempo di 60 secondi. Intanto ha raggiunto 21 punti Menghi, da battere, ecco, suona il campanello. In questo momento finisce la prova di Menghi, che ha realizzato 21 punti con un tempo appena superiore ai 21, tempo 61 e 34. Ecco, come ha detto l'altoparlante, 61 e 34. Dicevamo che in testa c'è Eleonora Benedetti con le Kid, che invece di punti ne ha realizzati 26 in 62 secondi e 41 centesimi. Ecco, dottor Agostini, 2 parole su questa Eleonora Benedetti, questa ragazza. È una ragazza romana, una Mazzone, che è al seguito di Galeazzi, che credo che la segua come istruttore, sta ottenendo dei discreti successi. È indubbiamente una ragazza, una Mazzone che sta avviandosi, se collaborata dai cavalli che dispone, di ottenere dei discreti successi in campo nazionale. Intanto ha superato il primo ostacolo Susanna Ferrara con Baccarà. Con Simone Sed vorremmo un attimino commentare questo percorso. Ecco, Simone, tu che sei un esperto nonostante la giovane età, come vedi in sella questa ragazza? Ma Susanna Ferrara ha circa 30 anni ed è una ragazza che si dedica molto ai cavalli giovani. Questo cavallo in particolare ha 5 anni, per cui è giovanissimo, ed è un cavallo tedesco di ottima genealogia. Direi che su questo livello è l'unico cavallo di 5 anni che affronta questi percorsi e oltretutto li salta molto bene, poiché ancora non ha toccato ostacoli. La sensazione è che sia un pochino lenta, però, che non possa battere i 26 punti realizzati da Eleonora Benedetti. Senza dubbio, per Susanna Ferrara montare questo cavallo giovane su questa gara deve essere un esercizio e non una gara fine a se stessa, al contrario della Benedetti, che è una ragazza molto valida e oltretutto ha un cavallo velocissimo, che direi uno specialista su questo tipo di gare, per cui lei entra per vincere, come giustamente deve fare con un cavallo come le Kid. E infatti in questo momento finisce il percorso Susanna Ferrara con soltanto 17 punti. Ha mostrato un cavallo, come stava dicendo Simone Sed, molto bello, che in futuro potrà dare delle grosse soddisfazioni, ma chiaramente è stato più un esercizio che una prova la sua. Tempo 60 e 33. Beh, adesso direi che il microfono potrebbe tornare, no, si rifiuta, entra in campo in questo momento Giulio Marini Agostini, è chiaramente il figlio del dottor Agostini. Noi volevamo coinvolgerlo in prima persona e invece non se la sente, chiaramente vuole soffrire in silenzio. Allora continuiamo con Simone Sed a seguire anche questo percorso. Una parola prima che comincia, qualche cosa su questo cavallo? Questa cavalla, come si può intuire dal nome, è una cavalla italiana, quindi è un particolare pregio per il cavaliere montarla a questo livello di gare nazionali, perché sono rari i cavalli italiani positivi. Fra l'altro è un cavallo che si è piazzato molto bene, mi pare o primo o secondo nel premio Enci a Piazza di Siena, primo, mi confermano? Seconda a Verona. E secondo nella finale a Verona, e quindi una cavalla di primissimo piano. Ecco, ha soli 6 anni. Il papà suggerisce naturalmente quelli che sono stati i piazzamenti con orgoglio, e questo mi sembra giusto. A proposito del cavallo italiano, dobbiamo dire che in questo concorso vengono favoriti e incentivati i cavalli italiani, perché sia l'Enci che la FISE danno un premio aggiuntivo ai vincitori se montano appunto cavalli italiani. Intanto non sta più sulla sedia il dottor Marini per seguire il figlio, che è arrivato a 17 punti, 19, 21. Gli ostacoli di questo percorso sono 9, ma se vengono completati in un tempo inferiore a 60 secondi il cavaliere ricomincia il percorso.
In questo momento finisce il percorso con 23 punti. Probabilmente verrà riconosciuto anche l'ultimo ostacolo. Adesso aspettiamo la giuria per vedere che cosa ci comunicherà, mentre intanto già sta entrando in campo il concorrente successivo, che è Alex Bacchi con Cindy. Bacchia della Leia, punti 23, tempo 60 e 43. Non è stato assegnato l'ultimo ostacolo, però il tempo è stato preso praticamente allo stacco, infatti sono 60 secondi e 40 centesimi. Ricordiamo che il tempo è proprio quello di 60 secondi. Suona la campana che comunica ad Alex Bacchi che può iniziare il suo percorso. Ha 45 secondi per affrontare il primo dei 9 ostacoli. L'altezza di questi ostacoli è intorno all'1,30. Ripetiamo, sono 9. Simone, approfitterei sempre della tua consulenza per seguire anche questo cavaliere. Alex Bacchi monta a Perugia ed è un allievo del cavalier Pogliaga, uno dei più grossi nomi dell'equitazione italiana di tutti i tempi, che oggi ha 84 anni, per cui l'ultimo esempio della vecchia equitazione italiana, e ha una cavalla estremamente rispettosa che difficilmente tocca ostacoli ed è anche veloce, per cui la ritengo uno dei favoriti di questa categoria, a meno che, come è possibile, succeda qualche impiccio. Ecco, ho parlato troppo presto. Come le immagini hanno mostrato, e poi lo vedremo sul concorrente successivo, tra l'ostacolo numero 6 e il numero 7 c'è un cambio di mano molto repentino, un dietrofront 21, che ha creato parecchi problemi ai concorrenti precedenti. 23. 24 punti, nonostante l'ostacolo sia stato distrutto. Aspettiamo un attimo la giuria, però dovrebbe essere assegnato anche questo. Peccato, perché 2 errori che forse avrebbero potuto permettere ad Alex Bacchi di contendere a Eleonora Benedetti la vittoria. Punti 24, tempo 66 e 54. E infatti viene assegnato anche un punto per l'ostacolo abbattuto, il numero 4 del secondo percorso, quindi 24 punti per Alex Bacchi, che si inserisce attualmente in quarta posizione alle spalle di Eleonora Benedetti, Corrado Boni, Francesca Andreuzzi e il quarto ed Alex Bacchi. E adesso sta per entrare nel campo di gara uno dei cavalieri più rappresentativi presenti qui a Vigne di Narni, Alessandro Galeazzi. Più volte l'abbiamo visto montare anche a Piazza di Siena. Ah no, ci tradisce in questo momento Alessandro Galeazzi. Aveva dato forfait anche con un altro cavallo in precedenza, sempre in questa categoria F, si è ritirato e al suo posto entra il concorrente successivo, che è Edoardo Fochi con Sol Selvaggia. Numero 145, Sol Selvaggia, seconda di Montetigno, Edoardo Fochi. Il dottor Marini ci precisa come anche Fochi possa dire la sua in questo concorso, e adesso vedremo come si comporterà. Questa categoria a tempo è particolarmente vivace, i cavalieri entrano uno dietro l'altro senza tempi morti, quindi dobbiamo dire che 60 secondi dura il percorso, ma ogni cavaliere consuma al massimo 2 minuti, non di più. È bene dire che questa non è una categoria particolarmente tecnica, è soltanto una categoria che dimostra la capacità del binomio, dell'abbinamento del binomio, e soprattutto un fatto spettacolare per il pubblico. 2. Sì, viene effettuata normalmente l'ultima giornata, che è di domenica, dove l'affluenza del pubblico è normalmente maggiore. E è divertente perché consente soprattutto al pubblico di partecipare alla gara in se stessa. Sì, dobbiamo e dire, di fare eventualmente per i suoi preferiti. è quello che volevamo dire, il pubblico è sorprendente, fa un tifo di tipo calcistico per alcuni cavalieri ed è veramente uno spettacolo. Dobbiamo dire che l'organizzazione da parte dell'Associazione Tempo Libero dei Vigne di Narni è stata eccezionale, e i pochi cavalieri che abbiamo incontrato prima di raggiungere qui la nostra postazione erano semplicemente entusiasti dell'accoglienza e del pubblico che hanno trovato. Intanto ha già raggiunto 19 punti, 21 punti in questo momento Edoardo Fochi, 23, salta il quarto ostacolo, 25, saltando questo ostacolo potrebbe vincere, il tempo lo tradisce proprio
non un ce l'ha attimo fatta. prima, per cui si ferma a 25 punti con Sol un Selvaggia ottimo seconda di tempo. Montetigno, punti 25, tempo 61,14. E infatti Come 61,14. sostenevo all'inizio, Foghi era un probabile vincitore, tant'è vero che fino all'ultimo si è stato in dubbio se poteva o meno raggiungere la Benedetti che guidava la classifica. Posto della classifica E infatti provvisoria. in questo momento lo speaker ufficiale del campo conferma È la in nostra campo impressione. il Edoardo numero Foti con 146, 25 punti Gianluca Favale. e un tempo di 61 secondi e 14 centesimi si è inserito al secondo posto, alle spalle di Benedetta, di Eleonora Benedetti. Comincia male Favale, Gianluca sì. Favale con un rifiuto che non lo penalizza ma chiaramente gli fa perdere tempo. Supera adesso il primo ostacolo e acquisisce i primi 2 punti. 3, 5, Vorrei far notare agli telespettatori che questa è una categoria dove praticamente ogni ostacolo è un salto singolo, non ci sono combinazioni. Questo perché, data la velocità che i cavalieri danno ai loro cavalli, si evitano così gli eventuali pericoli. 12, Naturalmente dobbiamo dire intanto un altro rifiuto per Gianluca Favale. Il cavallo è stato eliminato. Il cavallo viene eliminato, finisce il Viene suo... sospeso in quanto l'ostacolo che doveva saltare è caduto, quindi E il tempo viene fermato e lui Ferm- riprenderà non appena il direttore di campo darà il suo ok. A proposito del Però a campo, questo gli vengono sottratti 6 secondi per l'abbattimento, quindi non saranno più 60 secondi ma bensì 54. 54 a sua disposizione, una precisazione importante. Il dottor Marini parlava appunto del campo di gara che non presenta degli ostacoli multipli 14, e dobbiamo dire che praticamente è un'alternanza di verticali ed oxer, verticale e largo, cioè il verticale su un'unica dimensione Con un fosso lì dietro al numero 9. con il numero 9 che è un fosso olimpico. Vogliamo aprire adesso una parentesi. Questo concorso ippico ha visto anche un'iniziativa lodevole, un'iniziativa voluta da Piero Passone che l'ha voluta fortemente e a lui chiaramente domandiamo il perché e gli sforzi per ottenerla. Parliamo dell'ippoterapia, parliamo dei ragazzi portatori di handicap che abbiamo visto qui montare a Vigna di Narni. Dunque, innanzitutto voglio dire grazie all'impegno dell'associazione Tempo Libero Vigne che ci ha potuto permettere di poter partecipare Intanto scusa se ti interrompo, la regia può far partire le immagini che abbiamo registrato prima. che ci ha potuto poter partecipare a questa per noi secondo anno di manifestazione per l'ippoterapia. Questo si deve grazie all'impegno dell'associazione Free Life per portatori di handicaps, grazie al centro ippico narnese, al comune di Narni e ad altri sponsor che ora non mi dilungo qui a citare. Diciamo che l'obiettivo nostro è quello di promuovere un'attività attività sportive per portatori di handicap serie e fattibili, quindi diciamo non prodotti mascherati da interessi. Importante inserire il soggetto portatore di handicaps nella società che si dichiara moderna, questo è importante, quindi stare a contatto con tutti, con la gente e poter far sì che si può comunicare tranquillamente. Elena Catenacci, una terapista della Nire, ecco, ma che cos'è l'ippoterapia in poche parole, in parole semplici? L'ipoterapia, o meglio rieducazione equestre, non è una nuova riabilitazione né una nuova equitazione. È un nuovo modo di collegare, di mettere insieme l'uomo e il cavallo per arrivare a precisi scopi riabilitativi. Ci sono 4 fasi: l'ipoterapia, la rieducazione equestre e il pre-sport, lo sport alla fine. E queste 2 ragazze che vediamo, a mio parere molto brave vista la confusione, frequentano il centro pilota Nire di Milano e sono nella fase di pre-sport, prossime quindi al reinserimento sociale e sportivo. Ecco, ma i risultati si vedono, sono veramente sensibili in questi ragazzi portatori di handicap? Certo, i risultati della riabilitazione equestre sono notevoli, sia per problemi fisici che mentali, proprio perché il ragazzo non viene a trovarsi in un ambiente ospedaliero, bensì in un luogo piacevole e gratificante. Io vi ringrazio e naturalmente vi faccio gli auguri per la vostra iniziativa che quantomeno dobbiamo dire è estremamente lodevole. Grazie e buon lavoro.
8. E torniamo con Simone Sede a seguire il nostro concorso ippico, questa categoria F contro il tempo. 12. I cavalieri che si sono avvicendati in campo non hanno modificato quello che è l'esito della graduatoria, quella che è la graduatoria fino adesso, con Eleonora Benedetti al comando con le Kid con 26 punti ottenuti in 62 secondi e 41 centesimi. C'è stata una fermata per Luciano De Masi al fosso, era netto fino a questo momento, non aveva commesso errori, non era molto veloce, però poteva inserirsi ai vertici. Però questa perdita di tempo sicuramente lo terrà fuori dai primi 4-5 posti. 22. E infatti si ferma a 22 punti, quindi lontano dal vertice. 17. 19. 79. E torniamo a seguire Maggiore Gaetano Mandolesi. questa categoria F e vedere se la vittoria rimarrà a Eleonora Benedetti. A questo proposito, Simone, quando vince una ragazza, contenti o un attimino così c'è ancora un po' di resistenza per il gentil sesso quando vi batte? Ma diciamo che questo è uno sport in cui non è la differenza, non è il sesso a fare una differenza sulle performance che si raggiungono, tant'è vero che, per fare un discorso più ampio, in America... Intanto, scusa se ti interrompo, ha cominciato il suo percorso il maggiore Gaetano Mandolesi con Micusco, un concorrente che potrebbe anche vincere. Continua, ti prego. Dicevo, in America, che è la squadra in assoluto più forte nel mondo, per 3/4 è sempre composto da ragazze, le quali arrivano e immancabilmente vincono Gran Premi, Coppe delle Nazioni, Olimpiadi, Campioni del Mondo e tutte le cose che si possono incontrare. In Italia, devo dire, le ragazze a montare sono pochissime. Potrei fare qualche nome: Eleonora Benedetti, che è sempre positiva con le Kid, Viola Recchi, una junior che monta 2-3 cavalli nelle F e nelle D di Formula 2, e abbiamo Francesca Andreuzzi, che anche lei è piazzata adesso mi pare nei primi 5, e Simona Cantore, una ragazza che monta al Pony Club, 19. che anche lei è una affezionata di questo tipo di concorsi. 21. Quindi dico, il fatto che le donne possano gareggiare allo stesso livello, intanto finisce il suo percorso Gaetano Mandolesi con 23 punti e quindi fuori dalle prime posizioni. Dicevo, il fatto che le donne gareggino con voi a pari condizioni vuol dire che l'equitazione non richiede forza e energia, ma soltanto abilità, capacità di stare in sella, buone mani, sensibilità. Senz'altro, il cavallo è un animale estremamente sensibile, dove l'intesa si basa su piccole impercettibili azioni che può fare sia un cavaliere di 40 kg che un amazzone, che un energumeno tipo me che arrivo quasi a 90 kg. Il discorso è dell'assetto, del binomio, del baricentro che uno riesce a trovare in sella, dell'equilibrio, ed è basilare infatti la posizione che un cavaliere ha in sella. E possiamo notare, ecco, prendendo ad esempio Alessio Mazzeo, il tallone basso, sta cominciando il suo percorso con Apollo di Capanna. Il tallone basso, le reni spinte in avanti, le spalle aperte, le mani non troppo alte, di modo che non danno fastidio alla bocca, sono un pochettino i principali argomenti da tenere presenti quando si monta a cavallo e quando si comincia. Ed è anche il patema di chi inizia, perché quel tallone basso che visto qui sembra abbastanza semplice, in effetti il problema maggiore per chi si avvicina all'equitazione, che fra l'altro è uno sport... Qual è l'età giusta per avvicinarsi all'equitazione? Io sinceramente consiglio i 12-13 anni per dei ragazzi ben sviluppati, altrimenti bisogna cominciare con i pony, che è anche una cosa molto simpatica, che se non ad alti livelli non è vera e propria equitazione, ma è un gioco con il pony, è un gioco che mette a proprio agio il bambino e lo fa poi trovare sereno nell'impatto con il cavallo più grande. Intanto ha finito il suo percorso anche Alessio Mazzeo con 21 Apollo punti di Capanna, realizzati. punti 21, tempo 60 e 66. Ombra delle Sementarecce, punti 24, tempo 61 e 95. Diventa sempre più difficile battere Eleonora Benedetti con i suoi 26 punti. Gli unici due che ancora possono avere una possibilità sono Giampiero Carta e Leonardo De Nardis, che vedremo in campo adesso.
Il primo vincitore ieri di una F, il secondo Leonardo De Nardis venerdì di una D. Ma prima di seguire il percorso di Giampiero Carta, due parole con Giulio Marini Agostini, il cui percorso abbiamo seguito prima, abbiamo fatto il tifo, abbiamo sofferto avendo qui accanto il padre. Ecco, un tuo giudizio sul percorso e sulla tua prova, chiaramente. Sì, il percorso è un percorso ben messo, senza eccessive difficoltà. Per quanto riguarda il mio di percorso c'è una questione con la giuria, perché io sto sostenendo che la cavalla al suono della campana avesse già staccato gli anteriori. In questo caso il mio punteggio arriverebbe a 25 e quindi mi piazzerei tra i primi 3 o 4. Un dubbio devo dire che abbiamo avuto anche noi, infatti abbiamo aspettato che fosse lo speaker ufficiale a darci conferma, perché noi in un primo momento ti avevamo attribuito anche quell'assalto. Intanto è arrivato a 12 punti Giampiero Carta. Ora ha fatto un rifiuto, ecco, un rifiuto che gli costa sicuramente. Praticamente gli costerà la vittoria, perché anche se, ripeto, non viene penalizzato il cavaliere come succede in altri casi dove vale 3 punti di penalizzazione il rifiuto, comporta pur sempre una perdita di tempo, e questa è una categoria contro il tempo. Sì, e poi si può proprio notare come questo cavallo, che è molto equilibrato, secondo rifiuto intanto, sì. E ora il tempo è finito, ma si è potuto notare come questo cavallo molto equilibrato e che ieri ha vinto, di fronte alla disavventura ha perso completamente il proprio equilibrio naturale, quindi sono usciti 2 errori che in genere questo cavallo non fa. E questa è proprio la difficoltà maggiore di questo percorso, vale a dire di fronte all'errore non perdere la calma e quindi poter rimettere il prima possibile nel proprio equilibrio il cavallo. E in campo intanto abbiamo Leonardo De Nardis con El Cid, l'ultimo almeno, leggendo il campo dei concorrenti, che possa avere ancora una possibilità di far meglio di 26, anche se realizzare 26 punti su questo percorso sembra veramente difficilissimo. Non sappiamo come possa avercela fatta Eleonora Benedetti. E intanto con Simone Sed commentiamo questo ultimo percorso, ma vediamo che il cavallo con alcune ritrosie crea dei grossissimi problemi a Leonardo De Nardis, che sta perdendo tempo prezioso e ormai possiamo dire che non ha più nessuna possibilità. Credo tra l'altro che stia pensando di rinunciare, o anche se questo non è il suo pensiero, sicuramente è il pensiero del cavallo, che oggi non ne vuole assolutamente sapere. Ma bisogna dire che questo cavallo è un cavallo che è stato appena importato ed è venuto a Narni come prima esperienza di gara in Italia, e anche il primo giorno ha creato questi problemi, ovvero delle difese, cioè praticamente fa un salto e poi quando è chiamato a girare o a destra o a sinistra reagisce girando dall'altra parte. Infatti ieri non è partito perché si è voluto lavorare un pochettino in campo prova, e oggi si è voluto riprovare, però ha ripetuto gli stessi problemi del primo giorno, per cui praticamente è un cavallo che difficilmente sarà impiegabile in gara. Ecco, una curiosità: nonostante ormai fosse completamente tagliato fuori, ha voluto far superare un ostacolo al cavallo, perché siccome il cavallo è estremamente abitudinario non deve contrarre dei brutti vizi, questo è il motivo particolare. Senz'altro, ha voluto lasciare il cavallo almeno sull'impressione di aver fatto un salto nell'uscire. Massimo Recchi, che è entrato adesso, è un notaio che lavora a Roma, e ci tengo a precisare che è uno dei pochi dilettanti che si cimenta in queste gare a livello nazionale. Praticamente i Recchi sono una famiglia numerosissima che monta a cavallo, sono 3 fra fratelli e sorelle, poi più altri 2 o 3 cugini, insomma si arriva spesso a vedere dei concorsi con 6-7 Recchi in campo. 4. E allora vediamo, questo è l'ultimo concorrente che seguiremo. Vediamo quanti punti sarà in grado di realizzare. È già arrivato a 6, si avvicina al quarto, sta passato indenne anche questo. Vorrei dire una cosa ancora su Leonardo De Nardis, che lui ha vinto la D il primo giorno molto bene con un'altra cavalla, Mary Poppins, che è una cavalla estremamente positiva, che dopo affronterà il Gran Premio e dovrebbe essere uno dei favoriti. L'ultima prova di questo concorso ippico, che ricordiamo sarà una categoria D a 2 manche. Intanto è arrivato a 16 punti Massimo Recchi, 17 perché ha commesso un errore, adesso travolge l'ostacolo, probabilmente qui c'è stato anche un pochino di errore del cavaliere, è arrivato troppo sotto l'ostacolo. 20. Oggi non è giornata per Massimo, che anche prima con un altro cavallo si è ritirato, un cavallo che invece è un peccato, perché ha fatto 22 punti senza sbavature,
probabilmente non a vincere, ma si sarebbe potuto inserire tra i migliori. Tempo 60 e 86. Ora in attesa di vedere Eleonora Benedetti premiata con la coppa messa in palio dal Radio Corriere, due parole finali con Simone Sed e un applauso, dobbiamo farlo, a queste Vigne di Narni. Una curiosità: l'organizzazione è curata dall'associazione Tempo Libero, è soltanto un nome, dietro ci sono tutti. Consente soprattutto al pubblico di partecipare alla gara in se stessa, Sì, dobbiamo e dire, di fare eventualmente per i suoi preferiti. è quello che volevamo dire, il pubblico è sorprendente, fa un tifo di tipo calcistico per alcuni cavalieri ed è veramente uno spettacolo. Dobbiamo dire che l'organizzazione da parte dell'associazione Tempo Libero di Vigne di Narni è stata eccezionale, e ai pochi cavalieri che abbiamo incontrato prima di raggiungere qui la nostra postazione erano semplicemente entusiasti dell'accoglienza e del pubblico che hanno trovato. Intanto ha già raggiunto 19 punti, 21 punti in questo momento Edoardo Fochi, 23, salta il quarto ostacolo, 25, saltando questo ostacolo potrebbe vincere, il tempo lo tradisce proprio un attimo prima, per cui si ferma a 25 punti con un ottimo tempo. Montetigno, punti 25, tempo 61 e 14. E infatti Come 61 e 14. sostenevo all'inizio, Fochi era un probabile vincitore, tant'è vero che fino all'ultimo si è stato in dubbio se poteva o meno raggiungere la Benedetti che guidava la classifica. E infatti in questo momento lo speaker ufficiale del campo conferma la nostra impressione: Edoardo Fochi con 25 punti e un tempo di 61 secondi e 14 centesimi si è inserito al secondo posto, alle spalle di Benedetta, di Eleonora Benedetti. Comincia male Gianluca Favale con un rifiuto che non lo penalizza ma chiaramente gli fa perdere tempo. Supera adesso il primo ostacolo e acquisisce i primi 2 punti. 3, 5. Vorrei far notare agli telespettatori che questa è una categoria dove praticamente ogni ostacolo è un salto singolo, non ci sono combinazioni. Questo perché, data la velocità che i cavalieri danno ai loro cavalli, si evitano così gli eventuali pericoli. 12. Naturalmente dobbiamo dire intanto un altro rifiuto per Gianluca Favale. Il cavallo viene eliminato, finisce viene suo... sospeso in quanto l'ostacolo che doveva saltare è caduto, quindi il tempo viene fermato e lui riprenderà non appena il direttore di campo darà il suo ok. A proposito del campo, a questo gli vengono sottratti 6 secondi per l'abbattimento, quindi non saranno più 60 secondi ma bensì 54 a sua disposizione, una precisazione importante. Il dottor Marini parlava appunto del campo di gara che non presenta degli ostacoli multipli. 14. E dobbiamo dire che praticamente è un'alternanza di verticali ed oxer, verticale e largo, cioè il verticale su un'unica dimensione. Con un fosso al numero 9. Con il numero 9 che è un fosso olimpico. Vogliamo aprire adesso una parentesi. Questo concorso ippico ha visto anche un'iniziativa lodevole, un'iniziativa voluta da Piero Passone che l'ha voluta fortemente e a lui chiaramente domandiamo il perché e gli sforzi per ottenerla. Parliamo dell'ippoterapia, parliamo dei ragazzi portatori di handicap che abbiamo visto qui montare a Vigne di Narni. Dunque, innanzitutto voglio dire grazie all'impegno dell'associazione Tempo Libero Vigne che ci ha potuto permettere di poter partecipare. Intanto scusa se ti interrompo, la regia può far partire le immagini che abbiamo registrato prima. Che ci ha potuto poter partecipare a questa per noi secondo anno di manifestazione per l'ippoterapia. Questo si deve grazie all'impegno dell'associazione Free Life per portatori di handicaps, grazie al centro ippico narnese, al comune di Narni e ad altri sponsor che ora non mi dilungo qui a citare. Diciamo che l'obiettivo nostro è quello di promuovere un'attività di
attività sportive per portatori di handicap serie fattibili, quindi diciamo non prodotti mascherati da interessi. È importante inserire il soggetto portatore di handicaps nella società che si dichiara moderna, questo è importante, quindi stare a contatto con tutti, con la gente e poter far sì che si può comunicare tranquillamente. Elena Catenacci, una terapista della Nire. Ecco, ma che cos'è l'ipoterapia in poche parole, in parole semplici? L'ipoterapia, o meglio rieducazione equestre, non è una nuova riabilitazione né una nuova equitazione. È un nuovo modo di collegare, di mettere insieme l'uomo e il cavallo per arrivare a precisi scopi riabilitativi. Ci sono 4 fasi: l'ipoterapia, la rieducazione equestre e il pre-sport, lo sport alla fine. E queste 2 ragazze che vediamo, a mio parere molto brave vista la confusione, frequentano il centro pilota Nire di Milano e sono nella fase di pre-sport, prossime quindi al reinserimento sociale e sportivo. Ecco, ma i risultati si vedono, sono veramente sensibili in questi ragazzi portatori di handicap? Certo, i risultati della riabilitazione equestre sono notevoli, sia per problemi fisici che mentali, proprio perché il ragazzo non viene a trovarsi in un ambiente ospedaliero, bensì in un luogo piacevole e gratificante. Io vi ringrazio e naturalmente vi faccio gli auguri per la vostra iniziativa che, quantomeno dobbiamo dire, è estremamente lodevole. Grazie e buon lavoro. 8. E torniamo con Simone Sede a seguire il nostro concorso ippico, questa categoria F contro il tempo. 12. I cavalieri che si sono avvicendati in campo non hanno modificato quello che è l'esito della graduatoria, quella che è la graduatoria fino adesso, con Eleonora Benedetti al comando con le Kid con 26 punti ottenuti in 62 secondi e 41 centesimi. C'è stata una fermata per Luciano De Masi al fosso, era netto fino a questo momento, non aveva commesso errori, non era molto veloce, però poteva inserirsi ai vertici, però questa perdita di tempo sicuramente lo terrà fuori dai primi 4-5 posti. 22. E infatti si ferma a 22 punti, quindi lontano dal vertice. 17. 19. E torniamo a seguire Gaetano Mandolesi. questa categoria F e vedere se la vittoria rimarrà a Eleonora Benedetti. A questo proposito, Simone, quando vince una ragazza, contenti o un attimino così c'è ancora un po' di resistenza per il gentil sesso quando vi batte? Ma diciamo che questo è uno sport in cui non è la differenza, non è il sesso a fare una differenza sulle performance che si raggiungono, tant'è vero che, per fare un discorso più ampio, in America... Intanto, scusa se ti interrompo, ha cominciato il suo percorso il maggiore Gaetano Mandolesi con Micusco, un concorrente che potrebbe anche vincere. Continua, ti prego. Dicevo, in America, che è la squadra in assoluto più forte nel mondo, per 3/4 è sempre composto da ragazze, le quali arrivano e immancabilmente vincono Gran Premi, Coppe delle Nazioni, Olimpiadi, Campioni del Mondo e tutte le cose che si possono incontrare. In Italia, devo dire, le ragazze a montare sono pochissime. Potrei fare qualche nome: Eleonora Benedetti, che è sempre positiva con le Kid, Viola Recchi, una junior che monta 2-3 cavalli nelle F e nelle D di Formula 2, e abbiamo Francesca Andreuzzi, che anche lei è piazzata adesso mi pare nei primi 5, e Simona Cantore, una ragazza che monta al Pony Club, 19. che anche lei è una affezionata di questo tipo di concorsi. 21. Quindi dico, il fatto che le donne possano gareggiare allo stesso livello, intanto finisce il suo percorso Gaetano Mandolesi con 23 punti e quindi fuori dalle prime posizioni. Dicevo, il fatto che le donne gareggino con voi a pari condizioni vuol dire che l'equitazione non richiede forza e energia, ma soltanto abilità, capacità di stare in sella, buone mani, sensibilità. Senz'altro, il cavallo è un animale estremamente sensibile, dove l'intesa si basa su piccole impercettibili azioni che può fare sia un cavaliere di 40 kg che un amazzone, che un energumeno tipo me che arrivo quasi a 90 kg. Il discorso è dell'assetto, del binomio, del baricentro che uno riesce a trovare in sella, dell'equilibrio, ed è basilare infatti la posizione che un cavaliere ha in sella. E possiamo notare, ecco, prendendo ad esempio Alessio Mazzeo, il tallone basso, sta cominciando il suo percorso con Apollo di Capanna. Il tallone basso, le reni spinte in avanti, le spalle aperte, le mani non troppo alte, di modo che non danno fastidio alla bocca, sono un pochettino i principali
argomenti da tenere presenti quando si monta a cavallo e quando si comincia. Ed è anche il patema di chi inizia, perché quel tallone basso che visto qui sembra abbastanza semplice, in effetti il problema maggiore per chi si avvicina all'equitazione, che fra l'altro è uno sport. Qual è l'età giusta per avvicinarsi all'equitazione? Io sinceramente consiglio i 12-13 anni per dei ragazzi ben sviluppati, altrimenti bisogna cominciare con i pony, che è anche una cosa molto simpatica, che se non ad alti livelli non è vera e propria equitazione, ma è un gioco con il pony, è un gioco che mette a proprio agio il bambino e lo fa poi trovare sereno nell'impatto con il cavallo più grande. Intanto ha finito il suo percorso anche Alessio Mazzeo con 21 Apollo punti di Capanna, realizzati. punti 21, tempo 60 e 66. Ombra delle Sementarecce, punti 24, tempo 61 e 95. Diventa sempre più difficile battere Eleonora Benedetti con i suoi 26 punti. Gli unici due che ancora possono avere una possibilità sono Giampiero Carta e Leonardo De Nardis, che vedremo in campo adesso. Il primo vincitore ieri di una F, il secondo, Leonardo De Nardis, venerdì di una D. Ma prima di seguire il percorso di Giampiero Carta, due parole con Giulio Marini Agostini, il cui percorso abbiamo seguito prima, abbiamo fatto il tifo, abbiamo sofferto avendo qui accanto il padre. Ecco, un tuo giudizio sul percorso e sulla tua prova, chiaramente. Sì, il percorso è un percorso ben messo, senza eccessive difficoltà. Per quanto riguarda il mio di percorso c'è una questione con la giuria, perché io sto sostenendo che la cavalla al suono della campana avesse già staccato gli anteriori. In questo caso il mio punteggio arriverebbe a 25 e quindi mi piazzerei tra i primi 3 o 4. Un dubbio devo dire che abbiamo avuto anche noi, infatti abbiamo aspettato che fosse lo speaker ufficiale a darci conferma, perché noi in un primo momento ti avevamo attribuito anche quell'assalto. Intanto è arrivato a 12 punti Giampiero Carta. Ora ha fatto un rifiuto, ecco, un rifiuto che gli costa sicuramente. Praticamente gli costerà la vittoria, perché anche se, ripeto, non viene penalizzato il cavaliere come succede in altri casi dove vale 3 punti di penalizzazione il rifiuto, comporta pur sempre una perdita di tempo, e questa è una categoria contro il tempo. Sì, e poi si può proprio notare come questo cavallo, che è molto equilibrato, secondo rifiuto intanto, sì. E ora il tempo è finito, ma si è potuto notare come questo cavallo molto equilibrato e che ieri ha vinto, di fronte alla disavventura ha perso completamente il proprio equilibrio naturale, quindi sono usciti 2 errori che in genere questo cavallo non fa. E questa è proprio la difficoltà maggiore di questo percorso, vale a dire di fronte all'errore non perdere la calma e quindi poter rimettere il prima possibile nel proprio equilibrio il cavallo. E in campo intanto abbiamo Leonardo De Nardis con El Cid, l'ultimo almeno, leggendo il campo dei concorrenti, che possa avere ancora una possibilità di far meglio di 26, anche se realizzare 26 punti su questo percorso sembra veramente difficilissimo. Non sappiamo come possa avercela fatta Eleonora Benedetti. E intanto con Simone Sed commentiamo questo ultimo percorso, ma vediamo che il cavallo con alcune ritrosie crea dei grossissimi problemi a Leonardo De Nardis, che sta perdendo tempo prezioso e ormai possiamo dire che non ha più nessuna possibilità. Credo tra l'altro che stia pensando di rinunciare, o anche se questo non è il suo pensiero, sicuramente è il pensiero del cavallo, che oggi non ne vuole assolutamente sapere. Ma bisogna dire che questo cavallo è un cavallo che è stato appena importato ed è venuto a Narni come prima esperienza di gara in Italia, e anche il primo giorno ha creato questi problemi, ovvero delle difese, cioè praticamente fa un salto e poi quando è chiamato a girare o a destra o a sinistra reagisce girando dall'altra parte. Infatti ieri non è partito perché si è voluto lavorare un pochettino in campo prova, e oggi si è voluto riprovare, però ha ripetuto gli stessi problemi del primo giorno, per cui praticamente è un cavallo che difficilmente sarà impiegabile in gara. Ecco, una curiosità: nonostante ormai fosse completamente tagliato fuori, ha voluto far superare un ostacolo al cavallo, perché siccome il cavallo è estremamente abitudinario non deve contrarre dei brutti vizi, questo è il motivo particolare. Senz'altro, ha voluto lasciare il cavallo almeno sull'impressione di aver fatto un salto nell'uscire,
Massimo Recchi, che è entrato adesso, è un notaio che lavora a Roma e ci tengo a precisare che è uno dei pochi dilettanti che si cimenta in queste gare a livello nazionale. Praticamente i Recchi sono una famiglia numerosissima che monta a cavallo, sono 3 fra fratelli e sorelle, poi più altri 2 o 3 cugini, insomma si arriva spesso a vedere dei concorsi con 6-7 Recchi in campo. 4. E allora vediamo, questo è l'ultimo concorrente che seguiremo, vediamo quanti punti sarà in grado di realizzare. È già arrivato a 6, si avvicina al quarto, sta passato indenne anche questo. Vorrei dire una cosa ancora su Leonardo De Nardis, 10. che lui ha vinto la D il primo giorno molto bene con un'altra cavalla, Mary Poppins, 12. che è una cavalla estremamente positiva, che dopo affronterà il Gran Premio e dovrebbe essere uno dei favoriti. L'ultima prova di questo concorso ippico, che ricordiamo sarà una categoria D a 2 manche. Intanto è arrivato a 16 punti Massimo Recchi, 17 perché ha commesso un errore, adesso travolge l'ostacolo. Probabilmente qui c'è stato anche un pochino di errore del cavaliere, è arrivato troppo sotto l'ostacolo, 20. Oggi non è giornata per Massimo, che anche prima 22. con un altro cavallo si è ritirato, un cavallo che invece è un peccato perché ha fatto 22 punti senza sbavature, probabilmente non a vincere, ma si sarebbe potuto inserire tra i migliori. 60 e 86. Ora in attesa di vedere Eleonora Benedetti premiata con la coppa messa in palio dal Radio Corriere, 2 parole finali con Simone Sed e un applauso dobbiamo farlo a queste Vigne di Narni. Una curiosità: l'organizzazione è curata dall'associazione Tempo Libero, è soltanto un nome, dietro ci sono tutti